Buon pomeriggio signore e signori, io sono Lord Pierce, bentornati in una nuova puntata su Crusader Kings 3, nel quale il nostro Marco Polo, dopo aver attraversato tutto, praticamente tutto il mondo conosciuto, perlomeno il mondo che conta, si è ritrovato in Cina e in particolare adesso siamo sui monti, al freddo e al gelo, nell'attesa che l'inverno passi. Siamo a novembre, siamo appena arrivati in una di queste cittadine, adesso non mi ricordo neanche quale. Vediamo cosa fare prima di attraversare tutte queste montagne e finire poi in Cina. Vorrei evitarmi tutta la parte della giungla, quindi insomma cerchiamo di arrivare in questa zona e poi decideremo il da farsi come sempre. Io vi raccomando, signori, eccoci qua, di sostenere questa serie se vi piace con dei like o dei commenti che mi fanno sempre un sacco piacere. Allora, siamo all'interno di questo castello, fatemi vedere. Mi sa che l'avevamo già guardato. Allora, aspettiamo un attimo che l'inverno passi. Nel frattempo andiamo avanti con la romance, ci stiamo provando con questa bellissima donna che dicono che sia molto molto bella, vedete qui. È pretty ed è molto molto bella, tra l'altro ha delle skills niente niente male. Ehm, allora, io tra l'altro sono al secondo figlio, quindi bene ma non benissimo. Questo non gli ho fatto un'educazione. Chi è che lo può educare? Mm, vabbè, ma io potrei educarlo. Ho delle skill particolari. Beh, ho il learning e anche la stewardship. Va bene, educhiamolo noi a questo punto. Faccio il bravo papà, ma io punto anche ad avere la seconda moglie. Vediamo se riusciamo. Allora, mm, allora, qui vado avanti con lo schema, qui lo finisco, quindi no. E qui potrei farla ferire, no? Andiamo avanti. Romance The Wild Hunt. Cosa è successo? Schema fallito. Non siamo riusciti a portarla dalla nostra, purtroppo. Niente, oh, la sfiga sua ritorna sempre. Purtroppo sogniamo una romance e invece è andata male. Intanto siamo a fine dicembre, quasi Capodanno in Europa. Perfetto. A Spongia Stick. Spongia Stick was destroyed. Un artefatto è stato distrutto. No, fatemi vedere quale artefatto. A Spongia Stick. Eh, probabilmente il cofanetto. Il cofanetto è stato distrutto. Benissimo. Cerchiamo di tenerci questi oggetti perché sono importantissimi. Soprattutto la cotta. L'armatura che ci ha salvato le chiappe fino adesso. Allora, aspettiamo ancora qualche mese, vediamo qui se c'è qualcosa da fare di interessante. Altra figlia, benissimo. Eh, no, un nome cattolico, Dorothy. Allora, qui possiamo farci dei soldi facili. Qui possiamo farci dei soldi facili. Allora, a story about. Ah, Lucchino è chiamato da me per raccontare una storia, la mia storia. Assolutamente. Allora, aspettiamo un attimo, siamo al 29 gennaio. Qui potrei prendere effettivamente per farmi intrigo o diplomazia. Prestigio e opinion. Cosa che dobbiamo fare? Uh, ma sì, dai, partecipiamo. Prendiamo questo contratto. Cos'è che dobbiamo fare? Vediamo un attimo. Allora, a quanto pare questo personaggio vuole che gli raccontiamo le storie e lo intratteniamo. Quindi possiamo... eh, quindi possiamo muoverci con un piccolo gruppo o muoverci come un unico. No, no, andiamo come un piccolo gruppo. Ma dove ci porta? Wow. Ah, ma qui è un bel giro, altro che... Altro che... Vabbè.
Niente, andiamo avanti a questo punto. Questo qua ci porta in giro. Porca miseria. Questo ci porta in giro, assolutamente. Allora, capiamo un attimo cosa dobbiamo fare qui, perché ci sono un sacco di robe che dobbiamo leggere. Allora, devo dire che questa storia è molto strana, devo dire, praticamente ehm, parliamo di guerra. Ok, va bene. Quindi possiamo fare questa missione utilizzando l'intrigo, va bene, parlando di guerra, roba strana, oppure la diplomazia che sicuramente è meglio dell'intrigo, oppure attraverso ah, ok, la perdita di opinione di questo ruler, ok, che probabilmente stiamo portando in giro, oppure nessun boost sull'intelligenza, ma 30 opinioni più del leader. Io dell'opinione del leader me ne faccio fino a un certo punto, onestamente. Soprattutto un leader sulle montagne. Andiamo di... benissimo. Abbiamo preso uno di intelligenza oppure l'ha preso lui? Vabbè, comunque abbiamo preso un punto in più. E qui? Nogarai the Brave. Ok, che succede? Allora, a quanto pare il nostro Nagraya ci sfida a tirare un coniglio. Wow. 58% di fare centro e di prendermi 50 monete d'oro. Mm. Sì, rischiamola. No, abbiamo preso un artefatto, un Lucky Rabbit Spawn. Ok, sì, no, no, però l'abbiamo fatto, l'abbiamo vinta la sfida, scusate. È bellissima questa missione, non l'avevo ancora vista. Magari una missione di queste zone. Fatemi vedere che oggetto abbiamo preso. Lucky Drummer Brown. Ok, equipaggiamolo allora. Quanto dura? È un bel po', direi, 60 anni, perfetto. Ci aiuterà sicuramente. Andiamo a fare questa missione. Dege. Gossip Spread. Allora, praticamente, pettegolezzi a corte. Ma sono nuove queste missioni, non le avevamo ancora fatte. Va bene, comunque, in questo viaggio, in questa carovana di gente che sto accompagnando, gente ricca che non c'è un cazzo da fare nella propria vita, ehm, sono saltate fuori delle voci contro Dege che dicono che si bomba gente a caso. Quindi ehm, possiamo fregarlo sempre con l'intrigo oppure con la diplomazia, ma è 50 e 50, oppure attraverso una specie di interrogazione, quindi da militare praticamente. No, usiamo l'intelligenza, vediamo. E voilà, perfetto. Abbiamo ottenuto un'intelligenza, ottimo, più uno. Ottimo, ottimo. Intanto l'inverno si sta andando via, solo che ci piegherò una vita arrivare giù. Vabbè, però almeno guadagnerò un po' di soldi. Ci piace particolarmente il tour delle montagne, però va bene. Ok, siamo arrivati all'altro caposaldo. Perfetto, ok. Che bella che bella armatura. Bellissimo questo personaggio, ragazzi. Bellissimo. A quanto pare ci sono dei cortigiani che sono degli assassini. E non è bellissimo questa cosa. Potrebbe ovviamente utilizzare un intrigo per capire chi sono e chi non sono. Oppure utilizzare la diplomazia, ma con gli assassini direi di no. Oppure perdere 60 opinioni di questo governatore. Ok, è fighissimo questo governatore qui, tra l'altro sciamano, peregrino, mamma mia. Torturatore però, eh. Paziente, paziente. Ti tortura ma in maniera paziente. Bella la moglie tra l'altro.
Allora, e qui siamo estremamente perdenti. Andiamo su un interrogatorio un po' più serrato. Perfetto, abbiamo avuto successo. È andato bene. È andato bene. Perfetto, il cacciatore di... Praticamente ho origliato fondamentalmente. Ho raccontato storie e ho origliato. Mm. Architecto un... Ah, qui ho trovato... Ho trovato un oggetto interessante. Scusate. Learning e Castle Building Construction Time. Una mappa per l'architetto. Non male. Ci tocca spendere 50 però. Va bene, la prendiamo. La prendiamo. Che succede? Un pericolo durante il viaggio in montagna. Vediamo un attimo cosa ci dice. Ai ai ai, durante il percorso in montagna, la nostra Zifora, la nostra rabbina, è volata giù. Il nostro medico. Il nostro medico che ha 57 anni. Wow. Possiamo pregare per lei oppure, this is very dangerous. Signori, non possiamo. Many will perish. Niente, signori, la nostra Zipora, per la quale abbiamo viaggiato, con la quale abbiamo viaggiato assieme, purtroppo ci lascia. Mi spiace, ormai dato c'è 57 anni. E muore qui, tra i monti, la nostra Zipora. Allora, fatemi vedere se intanto abbiamo un medico. Sì, ce l'avevamo già. Mi spiace per la nostra Zifora, però non era... Era un po' troppo vecchia per affrontare le sfide. Fatemi vedere. Ah, qua, posso metterlo qua. Ok, perfetto. Perfetto, questo mi dà dei vantaggi allora. Non devo sostituirlo. Ok, perfetto. Ok, perfetto. Possiamo ripartire allora, signori. E ce ne andiamo. Mm, in questa capitale. Allora, teoricamente, per i viaggi di Marco Polo mi sono informato. Io dovrei arrivare alla prima città che ha avuto il piacere di ospitarlo. Dovrebbe essere tipo questa. Una roba del genere, anche se questo in realtà è un distretto. Però questo in realtà è proprio il nostro obiettivo finale. Però non lo so se andremo lì, onestamente, ragazzi, perché dipende un po' come si origina, cioè come si sviluppa la storia. Abbiamo 39 anni. Eh, 39 anni e due figli, o forse tre, non mi ricordo. Non possiamo stare qui a perdere tempo. Allora, intanto educhiamo la figlia. Ehm, ma sì, dai, educhiamola, la educhiamo noi. Un po' di patriarcato non fa mai male. E beh, allora attraversiamo le montagne e andiamo in questa bellissima capitale. Ci muoviamo, sì. Nonostante i vari pericoli, ma dobbiamo scendere per forza le montagne. Quindi andiamo, partiamo e vediamo dove ci porta. Signori, stiamo per arrivare in Cina. Stiamo lasciando gli altopiani. Ehm, le stagioni che cambiano. Ma sì, andiamo a prenderci un po' più cioè andiamo a spediti, insomma. Un altro tratto veramente pericoloso e il nostro 16 lascia anche lui. No, ragazzi, ma era un medico eccezionale questo. Non possiamo... Allora, un medico l'abbiamo già perso, ma il secondo medico non possiamo perderlo, signori. Ho paura a premere questo tasto. Ho paura, però... Cosa facciamo? Lasciamo perdere il medico? Cioè, lasciamo perdere veramente il medico? Andiamo a recuperarlo. Allora, lei dal Devi ha preso il tratto... No, e Sedi è morto comunque. Niente, lei ha preso il tratto ferita. Porca miseria.
Porca miseriaccia. Vabbè, lei non è che sia proprio un grande personaggio, però il problema è che adesso non abbiamo più il medico. E vabbè, noi ci abbiamo provato, ragazzi, a salvare il nostro Sedi. Pace amen. Discendiamo con la carovana. Ok. Antimos, perché? No, è morto anche lui, ragazzi, ma stanno morendo tutti. Ma stanno morendo tutti. No, ritardiamo un attimo 21 giorni a questo punto. Stanno morendo tutti, ragazzi. Stanno veramente morendo tutti. Tanto è comparso un altro tratto. Dynastic Ruler. Cycle, scusate. Io non ho la minima idea di che cosa, come funzioni qui in Cina. Dynastic Cycle. Vabbè, vedremo cosa fare. Finalmente siamo usciti dalle montagne quasi. Allora, signori, c'è stato un piccolo crash per noi, ma va bene, andiamo avanti, andiamo avanti. Ok, perfetto, siamo arrivati nella città. Voi, vabbè, io questa parte qui l'ho già vista praticamente, l'ho già fatta, però va bene. Vediamo questi pop-up che si sprigionano da questa nuovo pezzo, diciamo. Allora, finalmente ragazzi siamo arrivati in Cina, anche se appunto dovremmo arrivare dall'altra parte della Cina, attraversare tutta la Cina, però adesso vediamo, ce la giochiamo in maniera un po' diversa. Vediamo dove ci porta il vento. Questa serie potrebbe anche finire qui, a breve, quindi vediamo un attimo. Allora, intanto mi avvicino a un accampamento di commercianti che sono vicine a delle rovine e andiamo a controllare le rovine. E porca miseria, ragazzi, prima avevo preso una spada bellissima, purtroppo, e adesso non ce l'ho più. Ho il Buddha, different faint opinion, ho il Buddha, ma non me ne faccio niente, poi ho già troppi trinket. Peccato, un peccato, perché ragazzi la spada era tanta roba, però vabbè, ormai è andata. Allora, prendiamoci ehm, un po' di supporto a livello di cibo, ok? Poi vediamo se c'è qualcosa di interessante. Qui avevo trovato effettivamente qualcosa di interessante, ma eh, non ricordo più dove e probabilmente non ci sarà, vedrete. Peccato perché avevo pagato le robe veramente a poco prezzo. Mm, ok, vabbè, infatti anche qua è andata male, va bene. Ma va bene. Qui i personaggi costano veramente uno sproposito. Niente ragazzi, è un'ucronia brutta, ma proprio brutta, brutta, brutta. Allora, andiamo a vedere qui. Trasferiamoci, perché ci sono città veramente interessanti. Andiamo a... non abbiamo dei personaggi un po' più... Ok, un po' più... che mi diano almeno una mano nell'attraversare le cose. Ho sbagliato. Ho assolutamente sbagliato perché dovevo cliccare sulla cittadina. Qui c'è l'imperatore, mi sa, eh. Qui c'è l'imperatore. Allora potremmo andare nella sede dell'imperatore. Cioè, non so se è solo di quella zona, però il palazzo imperiale mi sembra proprio lì. Mi sembra veramente grande. Allora, mettiamoci in questa zona. Qui cosa c'è? Ah, terremoto. Ottimo. Ottimo, ottimo, ottimo. Allora, avviciniamoci alla città per eccellenza, che è questa qua. Come stavo dicendo, qui mettiamo gli scout e qui mettiamo eh, quest'altro scout. Customizziamo la rotta e la facciamo un po' migliore. Tipo passiamo da qui. Quindi passiamo da qui. Ok. Qui magari però non la facciamo in questo modo. Facciamo che passiamo da qui. Ok. E un'altra rotta passando da qua. Direi che la migliore... Ah beh, 2%. Ah beh, allora scusate, scusate, io l'ho fatto... esatto, così va benissimo.
Ok, applichiamo e muoviamoci. Vediamo se mi cresce ancora oppure no. Ok, dai, andiamo avanti. Perfetto, stiamo arrivando. Intanto abbiamo fatto il learning e ci prendiamo wash your hand, così se abbiamo le mani belle pulite non ci prendiamo malattie. Ed eccoci qui, signori. Qui vedo già dei, vabbè, dei colpi di stato, robe, non so cosa siano, però va bene. Ci siamo presi un diplomacy, ottimo. Vediamo cosa possiamo migliorare. Diplomatico. Diplomatico non mi dispiacerebbe, un Augusto, altrimenti, che anche questo non è male. O un patriarca. Bello patriarca. Non male. Qui possiamo usare lo schema sia amico. Dai, usiamo lo schema sia amico. E vediamo un attimo nella città di trovare qualcosa di interessante per noi. Andiamo direttamente in quello che ci interessa, ma no, vedo che qui vediamo supply, ok, ce li prendiamo perché ne abbiamo sufficienza. Vediamo questo dove ci porta. Prendiamo il contratto, vediamo dove ci porta. Alla baronia di Fenjay. Dove sta? Sta qui sotto. Io sono qua sopra. No, lo rifiutiamo questo contratto. E qui invece cosa c'è? Questo è una da governatorato. Sì. Potremmo trovare un tesoro. Ah. Vabbè, allora, se troviamo un tesoro, andiamoci. Beh, non sarà difficile. Poi andremo, quando non ci sarà più l'assedio. Mamma mia, ma sono i Gengis Khan quelli? Spero di no. Intanto facciamo le nostre belle cose all'interno. Che succede? Uno schema contro qualcuno? Vediamo un attimo. Allora, signori, a quanto pare non siamo messi benissimo perché ehm, dobbiamo, credo, spiare qualcuno, credo. Solo che il governatore è molto più avanti di noi e probabilmente ci mette in trappola, fondamentalmente. E poi esce fuori dal buio e noi quindi non è che possiamo fare molto. Possiamo provare con lo schema, fatemi vedere lui quanto ha, 13, sicuramente meglio di me. Però io ho un 11, eh. Oppure non volere questo contratto, no, proviamo con lo schema a questo punto. Allora, vediamo chi mettere, chi mettere. 17, 18, 20, 29. Allora, 29 assolutamente mettiamo lui. Non è possibile. Ah, perché non ce li fa. Certo, non ce li fa. Selezionare. Qui abbiamo un 18. E un 25. Mettiamo lei. Luchino ci potrebbe anche stare, però insomma non è il migliore che abbiamo a disposizione. Lei va a fare la Gabbler. Lui va a fare lo Shield. Il diplomatico ci mettiamo. Beh, ci mettiamo sempre lui. E il teologo ci mettiamo Luchino. Famoso teologo Luchino, famosissimo. Famosissimo. Allora andiamo avanti con questo schema. E poi vediamo cosa fare. Signori, ci vorrebbe una terra in Cina per prendere possesso e poter poi andare avanti con la storia. Però non lo so, vediamo come siamo messi perché abbiamo già 40 anni, insomma. Ci potrebbe essere anche il ritorno, dopo il viaggio in Cina, però non lo so, non lo so. Se avete qualche idea fatemelo sapere nei commenti, signori, e noi ci vediamo ad un prossimo episodio. Grazie di essere rimasti con me. Ciao ragazzi.